Ultimo atto della regular season 2025-2026, il Bitonto ospita il Cagliari. Si fa sorprendere Cenedese, ancora Brunigna, prova a calciare Brunigna, tenta Ricottini. Ancora Cochito, la giocata di Cochito! Gran gol di Cochito, Cagliari in vantaggio 1-0. Bravissima la spagnola che riesce a eludere l'avversaria ruotando. Buono il vai con Ghilardi che calcia col mancino. La risposta di Ricottini. Attenzione alla sgroppata di Cenedese, palla centrale, buono per Lusileia. Palla che termina fuori. Breve. Timato intanto Grieco, ancora Grieco dentro Lusileia. 1-1, pareggia il Bitonto, errore del Cagliari, ne approfitta Grieco che serve a Lusileia e firma l'1-1. Brunigna, ancora Cenedese, Brunigna coi piedi Ricottini. Palla centrale, tocca Filippa Mendes, poi il tiro, il gol di Pellegrini. Si distende il Cagliari e trova il gol del 2-1 davvero alla fine di questo primo tempo, mancano 10 secondi. 2-1 Cagliari con Faustin Pellegrini. Finisce il primo tempo 2-1 in favore del Cagliari. Diana Santos, Lusileia, si gira Lusileia e trova il gol del 2-2. La giocata di Lusileia, ancora Lusileia, palla poi per Brunigna, ancora Lusileia, calcia Lusileia, prova a piazzarla. Filippa Mendes, Cenedese attenta, ancora Cenedese, ha spazio, calcia Cenedese, il pallone lì, il miracolo di Ricottini e poi il gol di Brunigna Marcon. Sorpasso Bitonto, 3-2, Brunigna Marcon firma. Palla per Diana Santos, poi Valenzano dietro il pallone, Cenedese! Carolina Cenedese, un missile che non lascia scampo al Cagliari, 4-2. Cerca spazio, Virdis riesce a resistere alla carica di Lusileia, il pallone dentro, Furni! Anita Furno per il 3-4, il 4-3 pardon. Bitonto che può tornare in 5 in campo. Corner per il Bitonto, dentro Brunigna, poi Lusileia, ancora Brunigna alza il pallone. Diana Santos tiene giù il pallone ma Brunigna. Grieco, Lusileia, calcia, alza il pallone sulla traversa, tocca Carboni, va da Diana Santos, palla buona dall'altra parte, Grieco! Alessia Grieco, che gol per il 5-3 Bitonto. Palla al bacio, Carboni togga, brava poi a ripartire con lucidità. Lusileia, la giocata, ancora Lusileia, calcia Lusileia fuori. Ma il pallone rimane incollato alle mani di Torma, dall'altra parte il pallone per Lusileia, Lusileia! Lusileia firma la tripletta, ma firma anche più 3 sul Cagliari. Lusileia, Di Vincenzo ha spazio, Di Vincenzo, calcia Di Vincenzo, Alexandra Di Vincenzo, 7-3 con Alexandra Di Vincenzo.
che segna. Il gol che probabilmente, quasi sicuramente, Bitonto 7, Cagliari 3.